Buonasera, Barbara Braghilla, Empatico Giornale. Questa sera mi trovo a Gaiarine, in provincia di Treviso, in occasione della sagra di San Rocco e ho il piacere di conoscere il consigliere regionale, Regione del Veneto, Roberto Bette. Buonasera. Buonasera e grazie di questa intervista così un po' improvvisata. Allora, lei appunto è di queste zone, giusto? Sì, io abito a Codogné, a pochi chilometri, anzi a confine con Gaiarine, e questa festa di San Rocco per noi è una festa tradizionale, soprattutto per lo spettacolo pirotecnico che viene tenuto appunto il 16 di agosto, e quindi siamo qui per attendere questo bellissimo spettacolo che ci farà tenere tutti gli occhi al cielo. Oltre che, insomma, il prestigio di questo comune che da anni, insomma, festeggia San Rocco anche con i maestosi fuochi d'artificio, lei è anche promotore di una nuova legge sullo spettacolo. Ci racconti un po'? Sì, io sono stato promotore di una legge sullo spettacolo viaggiante. I primi di agosto la Regione del Veneto ha approvato la prima legge organica che disciplina e promuove e valorizza tutti gli operatori dello spettacolo viaggiante, dai giostrai agli operatori nei circhi, insomma tutti coloro che svolgono questo bellissimo e affascinante mestiere. Ricordo che in Veneto, proprio a Rovigo, c'è il distretto della giostra, un'eccellenza veneta, e da quel distretto poi sono partite tantissime attività legate alle giostre. Il mondo della giostra e dello spettacolo viaggiante meritava tutele perché è un lavoro difficile, bisognava semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione, quindi con i comuni, favorendo, insomma, facilitando l'insediamento di queste attività durante le sagre. Anche qui a Gaiarine, tra l'altro, ci sono alcuni operatori che stanno appunto lavorando con le giostre. Volevamo anche favorire e tutelare i ragazzi, i figli di queste famiglie che purtroppo, essendo girovaghi, vanno a scuola un po' di qua, un po' di là, e quindi avevano bisogno di una tutela, e faremo un percorso, un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico proprio per tutelare questi ragazzi e garantire a loro il diritto alla scuola. E poi in generale un osservatorio che cercherà di parlare di questa attività e di promuoverla, perché fa parte della nostra tradizione, e grazie a questi operatori noi manteniamo in vita le sagre, le tradizioni e le feste popolari, quindi è un settore per noi molto importante. Molto interessante, complimenti. La regione del Veneto si distingue sempre in Italia e sempre, mantiene sempre il suo primato per originalità, efficacia. Io sono un amante, sono anch'io veneta, sono un amante della regione, di tutto il vostro lavoro che avete fatto in queste legislature. Complimenti. Che dire? Facciamo un saluto? Niente, io vi auguro di passare quest'estate tra le feste popolari come questa qui di Gaiarine, frequentare le nostre sagre e vivere le nostre comunità, perché questo fa bene sia ai volontari, ai tanti volontari che lavorano e tengono in piedi queste tradizioni, ma soprattutto anche ai tanti operatori che vivono attraverso queste attività. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata, Barbara Braghilla, Empatico Giornale, e il consigliere regionale Regione del Veneto. Roberto Bet. Ciao da Gaiarine Treviso, ciao! Ciao. Boh.